La soddisfazione del governatore del Veneto ha comunque un risvolto amaro. Il tempo è galantuomo, ma si sono persi mesi. Dunque incassa e porta a casa, ma non senza amarezza, Luca Zaia, la decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare nelle scorse ore lo stato di emergenza per i fassi in Veneto con la contestuale nomina di un commissario. Le sostanze perfluoroalchiliche sono usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole e si sospetta, lo ricordiamo, che siano cancerogene. In Veneto hanno contaminato le acque fra le province di Vicenza, Padova e Verona. Dico che il tempo è galantuomo, dichiara ancora Zaia. Ricordo che quando ho fatto richiesta dello stato di emergenza a settembre dello scorso anno sono stato attaccato da mezzo mondo dicendo che erano pure fantasie quelle di pensare a un commissario e che il governo non l'avrebbe mai concesso. Pur essendoci stato comunicato da fonti romane nel 2013 che non vi fosse pericolo immediato per la popolazione, rincara Dose, l'assessore all'ambiente regionale Giampaolo Bottaccin, ci siamo subito attivati e da allora abbiamo fatto molti passi avanti, ponendo in mancanza di intervento statale dei limiti sia sulle acque potabili che sugli scarichi di valori FAS. Proprio partendo da quanto emerso a seguito delle nostre indagini sanitarie, grazie a importanti elementi in mano, ancora lo scorso settembre avevamo attivato la richiesta per lo stato di emergenza e nel frattempo abbiamo ulteriormente ridotto i limiti sulle acque potabili fino ad arrivare ai valori più ristretti a livello mondiale. Ora il nostro obiettivo, conclude Zaia, è fare bene e fare in fretta attraverso una struttura commissariale che ci permetterà di snellire le procedure e quindi anche di realizzare velocemente il nuovo acquedotto. Conto che nel giro di un anno noteremo già i primi benefici e in 2 o 3 potremo arrivare al completamento dell'opera, cosa che in condizioni normali implicherebbe un tempo almeno doppio.